Amici della Pallina Vulcanizzata, amigos da Boligna Vulcanizzata, in diretta dal Palalido di Valdagno, è tutto pronto per il derbissimo della Vallata, una partita che nel calcio sarebbe un Barça Real Madrid, stasera Y Sport Hockey Club Valdagno Hockey Trissino. Per la squadra di casa, prima partita del 2026, buonasera e buon anno da Domenico Tomba per questo posticipo della 13ª giornata del 103esimo campionato Serie 1 di hockey pista, stagione 25-26. Per non sbagliare pronostici nel derby. Buonasera Gabriele Pellizzaro. Ciao Gabri. Ciao Domenico, buonasera a tutti. Naturalmente un saluto speciale a Nicola Ciatti che ci segue in diretta, arriva sul parquet valdagnese la capolista Trissino, indiscussa protagonista di questo campionato, 35 punti in 13 partite, 11 vittorie e 2 pareggi, unica imbattuta assieme all'Ubrocker Bassano. C'è tanto Portogallo stasera in pista, compresi i primi 4 della classifica marcatori nazionale, a darsi battaglia Luca Sonorio del Valdagno, 23 reti, e poi il tressinese Alvarino con 21, seguito dai compagni di squadra Jordi Mendez con 20 e Giulio Cocco con 18. Giulio stasera non è in campo per una lieve forma influenzale, penso stia seguendo in diretta, mi ha ragguagliato sulle sue condizioni papà Beppe, quindi penso tutto a posto. Da ricordare che Giulio Cocco è anche il miglior media partita nazionale con 18 gol in 9 partite, sfida nella sfida quella tra i due fratelli piccoli, col 2005 Gioele lato Trissino e il valdagnese Giulio 2004 invece lato Valdagno. Un Trissino che ha perso in Champions col fortissimo Porto, si è rifatto subito andando a vincere a Novara in doppia cifra, ribadendo la leadership italiana. La squadra di Chico Mascarenhas occupa la sesta casella della classifica con i suoi 25 punti, stasera non è certamente la favorita, ma i derby sono belli per quello, il fattore Palalido può aiutare i padroni di casa con il derby tra le due opposte tifoserie che fanno spettacolo nello spettacolo. Gabri. Sì, è una cornice di pubblico fantastica qui al Palalido, il sold out, penso che sia veramente sold out, facciamo anche fatica a sentirci io e te che siamo di fianco. Sicuramente questa è una partita importante, non tanto forse per la classifica ma perché è una gara che va da sé, è un derby, la classifica è a parte, poi ricordiamo questo è il 21esimo incontro tra le due squadre dal 2016, il punteggio va verso il Trissino, 15 vittorie contro poi 7 pareggi e 3 le vittorie invece del Valdagno che non trova la vittoria contro il Trissino ormai dall'aprile del 2023, poi solo sconfitta, a parte un pareggio nel gennaio del 2024, quindi anche i ragazzi di Chico Mascarenhas vogliono tornare alla vittoria. Dallo streaming delle riprese alla telecamera l'amico Roberto Bauce con la sapiente regia di Marco Zeni, direttore di gara per questo derby il novarese Filippo Fronte e Matteo Galoppi di Follonica con l'ausiliario Alberto Fabris. La pallina pronta a rotolare, Trissino favorita ma però alla pista comincia il derby. Un saluto speciale per gli amici portoghesi collegati con noi, un abbraccio di Valdagno a todos os fãs do hockey em patins che non seguono da Portogallo. Andiamo con le formazioni, cominciando naturalmente dagli ospiti. Per il Trissino stasera in tenuta completamente bianca, il numero 10 è Bruno Sgaria, l'1 è Stefano Zampoli, il 6 Andrea Malagoli, il 5 Andrea Tognetti, l'8 Gioele Piccoli, il 24 João Almeida, il 33 Guilherme Silva, il 66 Jordi Mendez, il 71 Davidone Gavioli, il 74 Pereira Moraes, Alvaro Antonio, per noi Alvarino, l'allenatore il signore João Pinto. Risponde Valdagno con il ritorno del classe 2009, il portiere numero 22 Filippo Vallortigara, il 4 è Marco Tomba, il 6 Nicolò Crocco, il 7 il capitano Leo Di Qui Giovanni, l'8 è Diogo Seixas, il 9 Giulio Piccoli, il 10 Tiago Sanchez, il 17 Francesco Crocco, il 75 Luca Sonorio, il 21 Rodrigo Vieira, l'allenatore Federico Chico Mascarenhas. Gabri, direi tutto pronto. Sì, è tutto pronto, un derby che saprà regalarci tante emozioni sicuramente, vediamo, ripeto, un Palalido sold out, un'atmosfera bellissima, siamo pronti per un grande hockey questa sera. E a proposito di grande hockey ricordiamo che in contemporanea c'è un altro big match di alta classifica, il Bassano che affronta in casa il Viareggio, mentre nella parte medio-bassa della classifica l'incontro tra Forte dei Marmi e Sarzana in contemporanea questa sera. Sembra già schierato il quintetto scelto da Chico Mascarenhas con Vieira tra i
principali con Thiago Sanchez, Seixas, Onorio e Di Qui Giovanni, quindi un quintetto base, quello scelto dal tecnico portoghese per il Trissino. Zampoli in porta, ritorna a titolare dopo un po' di partite Gui Silva con Piccoli, Gavioli e Malagoli. Ecco, abbiamo detto prima un Brocker Bassano che è l'altra unica non ancora sconfitta nel campionato, il vero antitrissino. Naturalmente non c'è ancora nulla di scritto, ma certamente stasera comunque vada la formazione trissinese sarà campione d'inverno. Una partenza un po' standard, fa partire Piccoli. Una curiosità, Gioele Piccoli 27-11-2005, nato a Valdagno, glielo ho chiesto prima se potevo dirlo giusto per, eccolo qua, il numero 8 è tutto pronto, e tra l'altro quella di Piccoli è la 100ª presenza in maglia trissinese questa sera. Presenza numero 100, adesso vediamo un po', qui l'ex di turno è in panchina che è Bruno Sgaria. Intanto abbiamo dato inizio alla competizione, come direbbe Nicola Maraglini, giù il gettone, si comincia con il primo scontro tra Silva, siamo ancora con palla Trissino, Gioele Piccoli a gestire, Silva per Gavioli, numero 71, il capitano della formazione di Joao Pinto. Poi Malagoli, Ramida come lo chiama Nico Ciatti, ora Piccoli va a gestire, parte la sua tre quarti, la botta da lontano, la deviazione, cercata la spizzata ravvicinata Piccoli. Beh, ancora Malagoli, rapidissima la gestione pallina da parte della formazione ospite che d'altra parte non è mica lì a caso. Il tentativo di conclusione Valdagno che prova adesso a farsi vivo con Lucas Onorio verso Thiago Sanchez, balaustra che non è molto amica della pallina valdagnese. Seixas ancora Onorio e poi Seixas a gestire. Sanchez prova ad accentrarsi a un'opportunità, il tiro arriva lì dalle parti di Zampoli. E allora primo possesso pulito da parte degli uomini di Pinto, guida Silva che appoggia per Gavioli, apre il gioco verso Piccoli, movimenti in area di Malagoli, marcato stretto da Thiago Sanchez, stringe Silva, Gavioli, attenzione, perde palla e c'è il primo fallo di squadra fischiato della gara ai danni del Valdagno, contatto irregolare tra Di Qui Giovanni e Davide Gavioli. Fischia a fronte il Novarese assieme all'altro Follonichese, a Galoppi, che è lì a gestire la posizione. Malagoli sul punto di battuta, tocca corto per Capitan Gavioli questa sera. Silva trova, anzi no, in verticale il compagno, riesce ad andare da Malagoli che scarica il piatto dritto sul parastinchi di Qui Giovanni e quindi sarà rimessa in gioco per gli ospiti. L'abbiamo accennato prima, Gabri, effettivamente la cornice di pubblico è di quelle che non si vedevano da un bel po' da queste parti. Gui Silva, impostare dall'ultimo uomo, Gavioli scende sulla sinistra, ricomincia da Silva, però il passaggio è sbagliato, allora Zampoli rilancia lungo e la mette giù quasi con il tacco Onorio. Gavioli lato corto dell'area, deve giocare all'indietro da Silva, attaccato da Di Qui Giovanni, riesce a passare il 33. Si fa vedere Malagoli, servito, Piccoli a fare da perno come uomo più avanzato del Trissino, poi c'è il primo fallo anche per il Trissino, il blocco irregolare di Gui Silva sul connazionale Diogo Seixas. L'abbiamo detto prima, c'è tanto Portogallo in pista stasera, in particolare sono i primi 4, anzi i primi 3 della classifica perché non c'è Giulio. Intanto Thiago Sanchez che prova a gestire per Di Qui Giovanni che supera la linea di centrocampo, prova a tornare, deve tornare sui suoi passi, sulla pressione di Piccoli. Poi ancora Onorio, attenzione Sanchez, prova a metterla lì, riparte il Trissino con Malagoli, quindi Gavioli dentro a cercare spazio verso... Allora partono i primi battibecchi tra Piccoli e Onorio. Adesso qui naturalmente ricordiamo è il derby, è così, è il derby, e si sente che è il derby. E c'è Galoppi che nell'ultima partita ha distribuito anche un paio di rossi nell'ultima che ha arbitrato. Quindi vediamo un po' cosa ne verrà fuori. Sul fronte a spiegare i due, calma e gesso.
Si chiariscono quindi Piccoli e Onorio, i due si sono anche incontrati da avversari nell'ultimo europeo Under 23, vinto proprio dal Portogallo di Onorio, miglior marcatore del torneo con 17 gol in 6 partite, numeri mostruosi da parte del 75. Ancora Valdagno con attenzione, c'è Seixas, prova ad andare ancora, batti e ribatti lì davanti, la prima vera grande occasione per Valdagno. Ci pensa, andiamo a rivedere, ci pensa Zampoli, ecco qua, abbiamo l'opportunità, grazie alla regia, andiamo a rivedere questo doppio intervento. Siamo già tornati in diretta con Seixas che gestirà pallina assieme a Lucas Onorio. Tutto pronto, c'è Seixas sul punto di battuta, Sanchez dall'altra parte. Chiama la distanza a fronte. Pallina che ricomincia a scorrere, Sanchez, la pressione di Gavioli. Sono squadre che si affrontano senza timori reverenziali e senza troppa paura, scadono i 5. A buon gioco la pressione trissinese. Trissino stasera in maglia bianca, Valdagno in maglia amaranto a inserti bianchi. 21:50 alla fine del primo tempo, sono andati i primi 4 minuti, 0-0 tra Valdagno e Trissino qui sul parquet del Palalido. Guilherme Silva, prova ad andare lui, gioco fermo, sarà palla a 2. Ancora Onorio contro Piccoli, ora si inserisce anche Thiago Sanchez per fare da piacere tra i due, si riprenderà da un ingaggio 2 con Gavioli e Onorio. Sul punto di battuta si attende il fischio, eccolo che arriva ad averla meglio, è il trissinese che poi aggancia palla, deve uscire, non ci riesce, riparte Valdagno con Onorio, contropiede dai padroni di casa. Onorio carica il piatto, si difende bene il Trissino, quindi deve ricominciare, taglia il campo verso Thiago Sanchez. Ha rischiato un po' qui un passaggio da 20 metri, buono l'assetto difensivo qui del Trissino, e può ripartire il contropiede trissinese, potenziale 3 contro 2, Gavioli, bomba fuori a destra della porta difesa da Vieira. Tanto Sanchez, ancora Gavioli, poi c'è Silva e adesso attacco tambureggiante della formazione ospite alla ricerca del gol del vantaggio, ancora sullo 0-0 qui dopo i primi 5 minuti sul parquet del Palalido di Valdagno. Diogo Seixas per 2 centrali, poi Sanchez cerca Seixas, prova subito la risposta col gambalone alto, abbraccio qui tra Seixas e Zampoli, non succede nulla. Interessante anche le indicazioni che arrivano dalla panchina da João Pinto, che dice anche ovviamente a distanza a Luis Silva di rimanere alto in pressione su Thiago Sanchez quando è senza palla, per non lasciare spazio per dire al Diablo, che sappiamo che quando prende velocità diventa difficile per tutti i difensori. Riparte Valdagno con Seixas, lato corto dell'area, si muove di qui Giovanni nel mezzo, servito l'ex di turno Sanchez in avanti, blocca tutto Malagoli, allora Piccoli allarga per Gavioli, un po' di spazio al 71, attenzione all'inserimento di Malagoli, eccolo servito Remida, poi non si chiude il triangolo con Silva, poi la sassata di Gavioli e il di testa Rodrigo Vieira si prende la scena. E il primo intervento importante da parte di Rodrigo Vieira, poi al centro dell'area c'è il raddoppio sul tentativo di Diogo Seixas di liberarsi per il tiro, e allora può ripartire ancora il Capitan Gavioli, uno dei più attivi in questo derby, in questa serata, questo mercoledì sera, quasi un mercoledì di Coppa per la presenza di pubblico. Il Palalido sold out come non si vedeva da molto tempo. Attenzione, intanto Piccoli prova ad andare, sta cercando di sorprendere sul palo opposto Rodrigo Vieira, Gavioli prova a liberarsi, ancora Silva dentro per Malagoli, cerca il lato basso, deve tornare sui suoi passi, si accentra Malagoli, pallina che esce leggermente storta dalla stecca, non trova lo specchio della porta, poi
tentativo, Valdagno con Thiago Sanchez che prova a venire su, poi di qui Giovanni, ancora nessun cambio, ritmi che stanno mantenendosi elevati dal primo minuto qui in questo derby. Direi che dal punto di vista dell'impegno entrambe le formazioni stanno dando un bello spettacolo. Tanto l'intercetto Gavioli-Malagoli, Gavioli prova a metterla lì, Onorio non è fortunato il suo tentativo di ripartenza, allora prova dall'altra parte Lucas, eccolo qua, andare a retroporta, prova a girarsi Onorio, c'è Silva su di lui, Seixas, la botta di Seixas, la palla resta lì ma c'è Piccoli che va senza troppi complimenti a servire giù, cercare almeno di servire Gavioli, la lotta con Di Qui Giovanni sulla Balauto, c'è il fallo di squadra, lo fischia a fronte. Sono entrati insieme Crocco e Mendez, Crocco al posto di Onorio e Mendez al posto di Gioele Piccoli, quindi per il Trissino maggiore potenzialità offensiva. E a proposito di potenzialità offensiva, eccolo qua, Varigno al posto di Malagoli, quindi gioca un po' un all-in João Pinto con Mendez, Alvarino, Gavioli, Guisiva, l'unico come difensore vero. È una specie di undercut da parte di Pinto che adesso ha massima potenzialità offensiva contro una relativa minor capacità offensiva valdagnese. Anche questo è una delle caratteristiche della formazione trissinese, la possibilità di schierare, poi tenere in panchina giocatori di quel livello lì, vabbè. Il presidente Matteo Mastrotto ha decisamente costruito un team di livello assoluto, tanto proprio Alvarino tocca la sua prima pallina in questo derby, il numero 74 trissinese. Poi il recupero di Seixas con l'aiuto di Nico Crocco che prova ad andare con Mendez che quando difende a stecca lunga, qua il ciclo di Igualada è decisamente complicato. Attenzione Gavioli, Alvarino il numero in caduta qui, adesso attacca a tutta forza la formazione trissinese, andiamo a rivedere. Qua si inserisce il tuffo a colpire, non va l'audio. Senti? Pronto? Non va l'audio. Mi è perso l'audio. Porta palla a Sanchez nel mezzo per Crocco che da pochi passi non riesce a buttare dentro il potenziale 1-0, la più grande palla gol forse è nelle stecche valdagnesi. Cerca di ripartire il Trissino con Mendez che appoggia all'indietro da Gavioli, taglia al centro di Gui Silva in una inedita posizione da punta, ora ritorna come quarto uomo. Gavioli scende sulla destra, ha servito Mendez sul retroporta, lavora da quella posizione lo spagnolo, poi lo scarico su Capitan Gavioli. Poi Sanchez rovina la corsa del 71, sguardo in mezzo per Mendez che non riesce a canciare palla, Crocco fa la sua, rimane alto in pressing il Trissino, di uscire dalla metà campo il Valdagno lo fa ora con Crocco, taglia il campo e allarga. Ci sono dentro adesso entrambi i fratelli Cocco, Frank sta provando adesso a scendere giù, c'è Alvarino su di lui, prova a inventarsi qualcosa qui Cocco. Che sarà nelle stecche dei giocatori di casa con Nico Crocco che ha ricevuto da Francesco, scarico per Sanchez, l'intercetto di Gavioli, poi ancora Guilherme Silva che prova ad andare, stoppata la sua conclusione, c'è il fallo di squadra, fischia a Galoppi, a Silva. Time out, momento di pausa anche per noi Gabri, perché qui i ritmi
sono decisamente di quelli buoni. Io ne approfitto per salutare tutti quelli che ci seguono da lontano, anche abbiamo una tifosa in particolare che ci segue dalla città di Seattle, USA. Andiamo a vedere anche gli altri risultati. Forte di Marmi e Sarzana sullo 0-0, così come Bassano e CGC. Qui se ne sono andati i primi 9 minuti, ragazzi. A reggere 50 minuti a sto ritmo, meno male che siamo in due, corriamo anche noi. Sì, una prima parte di primo tempo in cui le squadre si sono equilibrate, poche di vere palle gol, forse la più grande è arrivata nella stecca di Francesco Crocco pochi istanti fa, su cui ha ben risposto Zampoli, poi un tu per tu di Alvarino contro Rodrigo Vieira, poi appunto tanto solo tra le due squadre. È entrato anche Giulio Piccoli per il Valdagno, mentre si riprenderà proprio con una posizione in favore dei Lanieri, e dentro anche Joao Almeida per il Trissino. Quindi adesso 4 stranieri in pista per la formazione di Joao Pinto, il ragazzo di Igualada lì a stecca lunga. Jordi Mendez, Thiago Sanchez prova ad andare, lo ferma Silva un po' con le cattive, un po' troppo figli, non troppo con le buone. Tanto Piccoli, attenzione, Piccoli che è l'ex di turno lato Valdagno. E qui ora la panchina valdagnese chiede qualcosa di più, voleva un cartellino blu sul contrasto tra Crocco e Almeida, non è dello stesso parere Filippo Fronte. Allora semplice punizione lato Valdagno con Crocco che tocca per Sanchez, in verticale Giulio Piccoli ad affrontare Jordi Mendez, lo attacca lo spagnolo, ricomincia da Sanchez, prosegue sulla sinistra il Diavolo, scarico all'interno dell'area di rigore, l'anticipo, poi Mendez una giocata, riesce ad andare dal Varigno, si dispone bene Piccoli, Mendez in girata, non c'è contatto nemmeno, qui riparte il Valdagno, bello passaggio per Sanchez, poi Crocco non riesce a darla al fratello, riparte Guisilva, allarga per Alvarino, sguardo al centro per Mendez, pallina che rimane sulla stecca di Guisilva. Ora Almeida 100 all'ora qui stasera, attenzione intanto Sanchez, ma Silva ancora per Alvarino e poi Jordi Mendez per Joao Almeida, e poi il numero 24 in maglia bianca, nato dei portoghesi, Joao Almeida classe 95, ex Valongo. Tanto Giulio Piccoli del 2004, fratello più vecchio. Sì, quella di Joao Almeida e poi tutta una famiglia, no, di hockeyisti cresciuti insieme al fratello Zé, attaccante della Saionense, e Andrea Almeida, attuale portiere del Carvajos. Lui che è proprio cresciuto nelle giovanili del Carvajos. Un po' come potrebbe essere l'Italia Pietra del Braganza. O il Crocco di Valdagno. Eccoli qua, attenzione. Qui rimane a terra Onorio, riparte il Trissino, un contrasto tra Onorio e Silva, parlano i due, non so se abbiamo un replay per vedere l'azione di gioco. Non so se ce l'abbiamo, sentiamo la regia, perché era secondo me lontano dalla pallina il contatto. Sì. La pallina stava già venendo via. Poi c'è un cambio, esce Silva ed entra Malagoli in questo istante. Joao Pinto preferisce richiamare in panchina il suo numero 33, un po' di nervosismo e poi è l'aria del derby questa, Gabri. Sì, poi Alvarini è andato a caricare l'armato trisinese. Poi sicuramente dal punto di vista finora di quelli che sono stati i contrasti non abbiamo visto cose particolarmente cattive. Certo, sono sempre partite di contatto, l'hockey pista non è cosa per pettinare le Barbie. Tanto Jordi Mendez prova lui verso Joao Almeida, ancora Malagoli, prova ad andare giù,
Magari c'è Crocco su di lui, poi più lesto di tutti è Thiago Sanchez che prova ad accelerare il Diablito per vie centrali, grande intercetto proprio di Mendez, l'abbiamo detto prima, in difesa Steccalunga Jordi è veramente importante, attenzione se c'è questo intercetto di Malagoli. Sì, poi è diventato importantissimo il 66, oltre a essere un ottimo attaccante è diventato anche più difensore, l'ex giocatore del Lodi. Riparte ora il Valdagno con Sanchez, un po' di spazio centrale, scarico a rimorchio per Piccoli, a sua volta per Crocco, sguardo al centro, ancora Frank Crocco, scende sulla destra a puntare Mendez, non si chiude il triangolo con Piccoli, allora Almeida tocca per Alvarinho, spazio, carica il piatto, pallina fuori, Alvarinho, bordata clamorosa qui. Evitiamo espressioni tipo missile o altro perché di questi tempi meglio sassata, sono d'accordo. Rimaniamo su un lessico che sia il più possibile pacifista o comunque tendente. Tanto ci prova il Valdagno con Diogo Seixas, gli risponde a gambaloni bassi. Zampoli, Onorio intanto è rientrato anche lui, tentativo alto, palla che sarà fuori, non c'è deviazione. Si riprende quindi per una rimessa per il Trissino, ma c'è il time out chiamato da Chico Mascarenhas. 13:10 al termine del primo tempo, ancora 0-0 nel derby della Valle tra Valdagno e Trissino. 5-2 invece per quanto riguarda i falli, maggiore rispetto il Trissino contro il Valdagno, mentre il Bassano è passato in vantaggio contro il Viareggio con il gol di Giuliano Giuliani. Il Ciupe Giuliani, un ex frequentatore di questo parquet, anche lui, l'argentino, il Chico de San Juan, porta in vantaggio il Ubrocker Bassano nell'altro importantissimo partitone che si sta disputando al Pala Ubrocker. Vediamo, tiene dentro Piccoli, mentre nel Trissino l'italiano è Malagoli, poi Mendez, Almeida e Alvarinho. Primi 12 minuti direi, Gabriele, di un bel derby finora, tanto spettacolo, tanto hockey, tanta velocità soprattutto a parte di entrambe le formazioni. E i portieri che stanno facendo il loro sporco lavoro, ottimi interventi di Zampoli così come di Vieira. Ora riparte il Trissino con Malagoli e Almeida, impostare lungo la linea di metacampo in profondità, trovare Mendez, marcato stretto da Piccoli che scivola ancora, poi scarica per Alvarinho, vuole il piatto, invece trova lo scarico su Mendez, chiude bene Piccoli. Malagoli, è un passaggio verso Alvarinho, ma c'è l'anticipo di Onorio che imposta verso Thiago Sanchez, chiama la profondità di Giulio Piccoli, taglia da questa parte Seixas, lo cerca Sanchez, non si chiude però il passaggio lungo, ancora Sanchez a vincere il contrasto, pallina nel mezzo per Onorio con Zampoli che riesce a parare, poi pallina che rimane lì, rischia qualcosa Mendez che poi gestisce verso Malagoli, ma male il Trissino ora in difficoltà con Onorio che non trova lo spazio benedetto, c'è Sanchez, Zampoli a salvare il Trissino che poi ne dice due anche alla propria difesa. richiama a tutti quanti Stefano Zampoli, dice tiratemeli via da qui davanti perché non è che posso fare tutto io, gran numero del portierone trissinese a dire di no a Thiaguito Sanchez. E poco prima, intanto attenzione al Varigno, altra palla che resta lì, 2 contro 2, Sanchez prova la botta, trova il patino di Malagoli a dire di no. Alvarinho, poi ancora Almeida, e stavolta bene, poi attenzione Alvarinho, che ripresa lì, alza schiaccia, straordinario, numero assoluto, che gol sulla respinta di Vieira, trovo una rete incredibile qui Alvarinho, andiamo a rivedere sul batti e ribatti, palla che resta lì. Sì, forse quel Valdagno si è trovato un po' poi sbilanciato, e poi la qualità, guardate
con che freddezza, con che velocità riesce a fare una piccadina da pochi passi davanti a Vieira e insaccare quindi il gol del momentaneo 1-0. Alvaro Morais quindi porta in vantaggio il Trissino, gol numero 22 in 22esimo stagione. centro, aggiorniamo anche le nostre statistiche. 22esimo centro per Pereira, Morais, Alvaro Antonio, per noi Alvarinho. E ancora Alvarinho a lottare con Seixas, quest'ultimo alla meglio, poi il contatto con Mendez è tutto buono, Mendez dentro per Mala, gol Vieira, da sdraiato è riuscito a dire di no a Remida, Non è riuscito ad alzarla Malagoli, pallina che è rimasta lì, è riuscito a chiudere il pertugio Riccardone Vieira. E adesso Valdagno è sotto 1-0. Dopo 14 minuti l'ho sbloccata proprio da Alvarinho. Abbiamo detto prima, sono i migliori realizzatori del campionato in pista, perciò questo ti devi aspettare. Gran gol del 74 bianco. E poi lì Piccoli ha avuto la sua opportunità, veloce, la stecca bassa a rispondere Zampoli. Adesso qua i due cannonieri che si contrastano. C'è Giulio Piccoli. Adesso vediamo come se cambia l'atteggiamento trissinese, secondo me no. no, conoscendo il signore in panchina dubito fortemente. I due signori in panchina sono entrambi. È pronto Gavioli per Alvarinho e pronto anche Di Qui Giovanni per il Valdagno. 10-21 al termine del primo tempo, eccolo qui il capitano Gavioli ora in possesso, sempre Mendez come terminale offensivo, si muove in area di rigore, lo cerca Gavioli, Rodrigo Vieira riesce poi a appoggiare per Sanchez che chiama calma. Sempre imperturbabile qui anche nella confusione più completa, con calma. Valdagno che non deve cadere nella foga adesso di cercare a tutti i costi un pareggio, perché la rapidità del Trissino può diventare letale in questa seconda parte del primo tempo. Trissino comunque avanti 1-0. Il tentativo, c'è il fallo di squadra di Mendes su. E attenzione perché il Trissino è già a 4-6 falli, mentre João Pinto chiama il secondo time out suo di questo primo tempo, terzo totale 9-38, sempre 1-0 il risultato stavo per dire al Paladante, ma siamo al Palazzo. Vabbè, ma d'altra parte può capitare, Gabri, che in queste situazioni, le volte che ho commentato al Paladante dovevo fare molta attenzione perché mi scappasse questa cosa. Grazie anche a Roberto Bauci che viene giustamente a gestirmi l'audio, perché qui un po' l'emozione, un po' il fatto che il Palalido è nella sua miglior condizione, con le due curve stracolme e le tribune che traboccano di pubblico. (9:38) ancora da giocare. Hai sottolineato prima, Gabri, 6 falli di squadra Trissino, 2 Valdagno. Questo un po' anche a far vedere il certo tipo di pressione che Valdagno ha provato a mettere sull'avversario, come deve essere. D'altra parte Valdagno non è certamente in questa circostanza la squadra favorita e quindi ha poco da perdere in questa situazione. Un Valdagno che comunque ha trovato la qualificazione alla Coppa Italia, di questi tempi non scontata considerando i roster di formazioni in gioco. E dunque si ricomincia da Lucas Sonorio con Diogo Seixas lì da quelle parti. Fischia Galoppi, ricomincia a girare il cronometro. Adesso ancora João Almeida che prova, è rientrato qui Silva, Guilherme. Ancora Almeida, giostra sulla linea di centrocampo per Capitan Gavioli, cerca la profondità, Almeida dentro per Silva,
Tentativo di assist al volo, pallina chiamata alta da Galoppi, palla che torna nelle stecche valdagnesi. In effetti c'è una pressione continua, Gabri, da parte direi di entrambe le formazioni. C'è più pressione Trissino secondo me sul portatore di palla valdagnese, sei d'accordo? Sì, beh, tipico del gioco uscito da João Pinto, andare in pressing appena persa palla per dare appunto pressione agli avversari, non tanto per andare a rubare palla ma per invitare poi all'errore della squadra avversaria. Ma bisogna dire che il Valdagno riesce bene a gestire questo anti-pressing. Ora Onorio sul retroporta, si fa vedere Di Qui Giovanni, gli rimane in canna il colpo in contrasto con Mendez. Ancora il Di Qui riesce ad andare in verticale a trovare Onorio, lato corto, rimpalli ancora Di Qui Giovanni, ma scadono i 45 secondi per il Valdagno e quindi sarà rimessa in favore degli ospiti. Protesta la squadra di casa in quanto, a detta di Onorio, la palla aveva toccato il corpo di Zampoli e quindi i 45 dovevano ripartire. Ho avuto anche questa impressione, però non andiamo a commentare, loro sono in pista e sono lì, noi siamo belli, non tanto tranquilli stasera, ma siamo qua in tribuna stampa con i monitor e quant'altro. Sanchez, il diablito, prova ad andare in verticale, Onorio che va giù, tutto regolare, si continua a giocare. João Almeida, adesso è rientrato anche Gioele Piccoli, Gavioli, ancora Almeida, Piccoli, contrasto Silva con i Seixas, quest'ultimo a recuperare. Vedete il Trissino come rimane nella metacampo avversaria, invitare all'errore ai valdagnesi, ma Seixas esce bene dalla propria metacampo, si invola in quella avversaria, deve ricominciare da Thiago Sanchez, si fa vedere Onorio sul retroporta, sceglie invece la pista a Di Qui Giovanni, si accentra però non riesce a trovare la profondità. Gui Silva a recuperare, a lottare con Onorio, il trissinese ad averla meglio, ha un po' di spazio il 33, difende palla anche con i denti, poi va a servire Almeida, allarga per Gavioli, non stringe Piccoli, ora Gavioli va di rovescio, pallina che non esce di molto rispetto alla porta di difesa da Rodrigo Vieira, e ora possesso per il Valdagno, ma c'è un cambio, fuori Onorio e rientra Francesco Crocco, mentre Sanchez va a contrasto con Almeida sull'angolo sotto la curva del Valdagno. Scarico per Di Qui Giovanni, prende campo Frank Crocco, si allarga sulla destra, pallina che rimane tra le stecche di Gavioli e Sanchez, poi Crocco commette fallo e quindi punizione in favore del Trissino con Piccoli sul punto di battuta. C'è un time out chiamato da Chico Mascarenhas a 6:47, ancora Trissino in vantaggio di una rete. Il Trissino sempre avanti 1-0 qui al Pallalido di Valdagno, e finora la partita che adesso si è un po' stabilizzata, i ritmi sono leggermente scesi in questi ultimi 6 minuti 7 del primo tempo. Trissino forse un po' più in controllo, che comunque continua a mantenere una elevatissima pressione sulla formazione di casa, che deve faticare le proverbiali 7 camicie per farsi viva dalle parti di Stefanone Zampoli. Sì, Zampoli che è tornato a pieno regime per il Trissino dopo qualche partita in panchina, però il Trissino appunto può contare su due portieri di valore assoluto tra Zampoli appunto e Sgaria. E questa è un'altra delle caratteristiche, non c'è nessuna formazione in A1 che abbia la possibilità di avere due numeri uno in porta, e quindi ha la possibilità di gestire eventuali problematiche temporanee di uno dell'altro con un'equivalenza assoluta. Questo naturalmente senza nulla togliere a tutte le seconde linee. Nel Valdagno è rientrato Filippo Valortigara, classe 2009, perché Giovanni Bovo, come sapete, è approdato alla corte di Marzella in quelle di Giovinazzo. I biancoverdi della FP, che tra l'altro stanno lottando per puntare alla Final Four di Lega, della Coppa di Lega.
nella Trophy Cup, anche in Europa. La Trophy Cup, Dopo aver vinto l'andata in Svizzera contro il Pully per il 6-4. Il prossimo sabato ci sarà la gara di ritorno, così come il Sarzana dopo aver battuto il Winnis. Intanto la pallina è nelle stecche della formazione ospite con Gioele Piccoli e Malagoli. Adesso unico straniero è Alvarino. Intanto c'è un abbraccio Sanchez-Gavioli, lì pareva una roba abbastanza amichevole, devo dire la verità, a me è sembrata. 6:47 da giocare, è tutto pronto, fischia Galoppi, si ricomincia con Malagoli per Gavioli, prova ad andare giù Alvarino, scarica nella propria metà campo, Malagoli scende lungo la balaustra, serve retro, porta Gioele Piccoli, poi deve ritornare su Gavioli. Gioco un po' più sul limite dei 45 dopo il vantaggio, il Trissino Ci ha provato Malagoli. è giusto così. Pallina è rimasta abbondantemente all'esterno della rete difesa dal 21 giallo Rodrigo Vieira, portoghese anche lui. Punizione a favore Trissino con Malagoli sull'angolo, stringe Gavioli, Malagoli allarga per Piccoli, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, viene raddoppiato da Crocco e di qui Giovanni riesce ad andare da Malagoli, rischia qualcosa, poi Gavioli, ancora Malagoli, non controlla bene, poi pallina che si alza e quindi punizione in favore del Valdagno. Altro in pressing Piccoli su Thiago Sanchez. Crocco sbaglia e allora è Alvarino contro Vieira. Alvarino non perdona Alvaro Morais sotto l'armata trissinese, il portoghese porta sul doppio vantaggio il Trissino. Il regalo difensivo valdagnese per Alvarino è anche troppo facile andare 1 contro 1 e quindi raggiunge, andiamo a rivedere, c'è questo errore, questo intercetto era abbastanza lì, Alvarino fa 2-0 Trissino e quindi c'è parità anche nelle reti tra Onorio e Alvarino, 23 pari in questo momento nella classifica marcatori. Prova a girarsi Seixas, la stecca bassa di Gavioli che poi riparte da solo, attenzione Gavioli, Vieira ancora, adesso chiaramente la situazione sul 2-0, Trissino che mette la freccia, prova ad andare via. 5:17 alla fine di questo primo tempo, doppietta di Alvarino. Francesco Crocco con Malagoli che la riconquista. Fallo di squadra, quarto fallo Valdagno, ancora 6 il Trissino. Si riparte proprio con Alvarino. Cambia lato Alvarino su Gavioli, giù per Gioele Piccoli, attaccato da Thiago Sanchez, viene via bene Piccoli qui, poi fa anche il numero. Fermato Valdagno che prova a ripartire, Sanchez, di qui Giovanni all'altra parte, giù per Diogo Seixas, ancora Sanchez. Valdagno che finora fino all'1-0 ha tenuto bene il campo, adesso si è un po' forse disunito, non vanno tanto per il sottile qui. Il valdagnese Piccoli qui non va tanto per il sottile. Sì, ma il Trissino non guarda nemmeno il dato dei falli, già a quota 7 la squadra di João Pinto, se c'è bisogno di usare le mani. Incredibile! Il gol dell'ex, di qui Giovanni la riapre. 4:27, trova un 7 impossibile. Gol del Di qui.
E che gol, 10° gol in campionato per per Leonardo Di Qui Giovanni, il capitano dei Lanieri, trova l'incrocio dei pali e poi va a esultare, va a abbracciare il pubblico del Palalido. Andiamo a rivederlo da qui, taglia dentro e poi un pertugio impossibile lì lascia sul posto. Sì, forse era proprio la scossa di cui aveva bisogno il Valdagno in questo finale di primo tempo, e arriva proprio dal suo capitano, Alex di turno. E ora intanto attenzione, Gavioli può andare, un doppio intercetto ancora Di Qui Giovanni, adesso a te c'è il pareggio, Diogo Seixas 1-2 micidiale, 30 secondi, Valdagno la riapre 2-2 e Seixas quindi in un baleno di fatto. Dicevo appunto, il Valdagno aveva bisogno di una scossa, è arrivato con Di Qui Giovanni e poi con questa fulminata sul primo palo di Diogo Seixas. Ecco qui, andiamo a rivedere, ve lo rivediamo, azione che si in profondità, poi la mette sull'altro lato e allora il Valdagno la riprende nel finale di primo tempo, 2-2 al Palalido, e potete sentire il pubblico di casa. Adesso qui ovviamente questo è veramente il bello di questo sport, le ere geologiche del cronometro contano sempre molto poco. 3:52 ancora da giocare, se puoi fare 3 gol in 2 gol in 30 secondi. Alvarino, palla bassa, attenzione ancora Gavioli, Rodrigo viene a miracolo qui, sembrava gol fatto per Gavioli. Vieira, attenzione, Piccoli, Zampoli dice sono io il numero 1, ancora Gavioli, sono sempre queste le partite che non vediamo l'ora di commentare. Gioele Piccoli, sono entrambi i fratelloni in pista adesso, ancora Gavioli per no, questo è Almeida, oh, scusate, Alvarino. Allora, guardate che traffico c'è in area di rigore, Alvarino si mette in proprio e la pallina ingaggia 2, chiamato da Galoppi, ma ho qualche dubbio sinceramente. Non riusciamo a vedere, vediamo se abbiamo un replay, ma non abbiamo una retrocamera. Ecco qui il replay, è troppo, qua non si vede. Ingaggio 2 comunque fischiato dal Galoppi, era lì sulle linee, adesso vabbè, non ce l'abbiamo, il VAR non c'è adesso, almeno non ancora. Vedremo quando se ci sono i soldi per il VAR qui. Attenzione intanto Giulio Piccoli, Gavioli adesso attacca Sprom a testa bassa, Trissino, Alvarino, scarico di Alvarino su Malagoli, allarga per Gavioli, serie di finte del 71, raddoppiato da Crocco e Piccoli, quest'ultimo a recuperare palla e poi si aiuta con il blocco di Seixas, parte Piccoli, stringe Di Qui Giovanni, si fa tutto il campo, scarica per Di Qui Giovanni, pallina che colpisce Alvarino ma riesce a ripartire, il sovrapposizione di Malagoli, Alvarino stampa la palla sulla traversa. Rimane comunque il gioco del Trissino, sempre con Alvarino sul lato destro. Scatenato il 74, capocannoniere assieme a Luca Sonorio con 23 gol del nostro campionato. Gavioli prova ad andare retroporta, arriva un po' lunga per Malagoli e poi ancora Gioele Piccoli, Malagoli retroporta, no, si prova a ripetere lo schema, cerca l'alza e schiaccia, la allontana con la stecca Vieira, ancora Malagoli, deve ricominciare da Gavioli, alza la testa, allarga Malagoli, si accentra, si chiude bene Valdagno, deve ricominciare, poi contatto tra Malagoli e Crocco, punito con il blu Remiga, e allora attenzione a questi esatti 100 secondi che rimangono di primo tempo con il Trissino in inferiorità numerica. Forse la panchina del Valdagno chiede qualcosa di più,
al direttore di gara. Vediamo se andiamo a rivedere. C'è questo tocco, beh, lo vediamo, non si vede, lì c'è Galoppi. Rimane a terra comunque Crocco. Esce sulle proprie gambe Francesco Crocco. Adesso attenzione perché 4 contro 3 con Almeida, Silva e Gavioli. Se ti distrai un attimo Sì, non è non è mica semplice. Comunque gioca un tridente equilibrato João Pinto, con un giocatore universale come Almeida, un difensore come Silva e un tuttocampista come Gavioli. Dall'altra parte invece gioca il carico pesante Mascarenhas. I 3 portoghesi con Di Qui Giovanni. Vuole trovare il vantaggio il Valdagno. Su 1 minuto e 40 da giocare, poi ci saranno i primi 20 secondi del secondo tempo. Con il nuovo regolamento i 2 minuti adesso l'inferiorità non passa con il gol, quindi adesso vediamo un po'. Onorio velocemente per la botta al volo di Qui Giovanni, poi Almeida si aggrappa Onorio sul 24, riesce ad andare da Silva, protesta anche João Pinto in panchina, recupera palla il Valdagno. E allora Lucas Onorio a riproporre la trama offensiva valdagnese con la solita fitta rete di passaggi per cercare il giusto pertugio, il tentativo ancora di colpire al volo, ancora Sanchez. Adesso, come dicevamo, bisogna prestare estrema attenzione alla gestione, perché di ritrovarsi Almeida lì davanti a Viera è un attimo. Sì, il Trissino adesso non va logicamente in pressione del Valdagno, vuole chiudere in avanti il primo tempo. Seixas sul lato sinistro, Di Qui Giovanni scambia con Lotto, ancora Di Qui Giovanni, chiuso il passaggio, Seixas allarga, forse male per Sanchez, 30 secondi, Di Qui Giovanni non mette! Per Onorio che fa esplodere il Palalido sotto la brigata e il Valdagno avanti. Lucas Onorio parziale 3-0 e dunque ritorna avanti 3-2 Valdagno. Andiamo a rivedere l'azione, ce la ripropone Marco Zenna. Si apposta lì Onorio, gli arriva la pallina, non può chiuderla Zampoli. Sì, buono il giro palla ad allargare il gioco il Valdagno, in ritardo Gavioli in chiusura sul secondo palo, ma lì ci vuole anche la qualità di buttarla dentro, ad esserci ben posizionato sul secondo palo, e Lucas Onorio non si fa conoscere oggi per queste sue qualità. Ora Gavioli si riporta alla testa della classifica dei marcatori, 24esimo gol in stagione per Onorio. Adesso giustamente Trissi non può tenere pallina, andrà anche al tiro probabilmente, attenzione, la riconquista Almeida, rischia qualcosa nel passaggio su Gavioli, peccato, quindi finisce così Sanchez che va a animare la curva. Così come Lucas Onorio. Allora termina il primo tempo al Palalido, Valdagno avanti 3-2 dopo essere stato sotto 2-0 con la doppietta di Alvarinho. Ci hanno pensato Seixas, Di Qui Giovanni e Onorio, mentre sono qualche forse battibecco tra Pinto e Onorio. Arriva Filippo Fronte a mettere tutti d'accordo. Ora qualche minuto di pausa e poi il secondo tempo del derby della Valle. Restate con noi.
Bene, ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, Domenico Tomba e Gabriele Pellizzaro per questo secondo tempo di Valdagno Trissino, il derbissimo. Formazioni già pronte al centro del campo con Trissino che ricomincia con Zampoli, Jordi Mendez, Gavioli e Silva. Valdagno che è ancora per 20 secondi in superiorità, con Rodrigo Viera tra i pali, Diogo Seixas, Thiago Sanchez, Lucas Sonorio e Leo Di Qui Giovanni. Gabri, un primo tempo scoppiettante. Sì, un primo tempo in cui le due squadre si sono equivalse in pista. Il Trissino logicamente gioca più di pressing, il Valdagno sa difendersi bene, il Trissino è andato avanti fino a 2-0, poi nel finale 4 minuti e mezzo in cui il Valdagno è riuscito a ribaltarla con Di Qui Giovanni, Seixas e Onorio che ha sfruttato al massimo i 2 minuti di power play. Ora vediamo come reagisce a questo svantaggio la formazione di Pinto. Intanto è rientrato Almeida, è terminata la fase di superiorità, quella che ha consentito al Valdagno di andare in gol con Onorio per il 3-2 che fissa in questo momento il risultato. 7 falli a carico del Trissino. Blu a Silva, no, giallo, scusate, da come è arrivato minaccioso fronte pensavo fosse blu, invece arriva il giallo a Silva e l'ottavo fallo di squadra. Sì. Chico Mascarenhas che si sbraccia in panchina, è molto più tranquillo João Pinto da questo punto di vista. E allora palla per i giocatori in tenuta Amaranto, che sono il padrone di casa del West Portoc che è il Valdagno, mentre è in tenuta completamente bianca l'Hockey Trissino, a inserti blu. Ora Diogo Seixas, lo scambio per Lucas Sonorio, prova a servire Sanchez. Ultimi 5 secondi per andare al tiro, prova Sanchez, più veloce di tutti, Gis Silva per Gavioli, non c'è il passo, Gavioli serve ancora a Silva che prova la conclusione. C'è sempre gran velocità, gran controllo, tecnica e pallina. Qua quasi un intervento in scivolata di Sanchez che scivolato prima, scivolato prima non penso proprio possa entrare in quel modo lì. Neanche nel calcio te la danno buona questa. E allora Almeida e Silva sul punto di battuta, i due giocatori alla prima stagione con la maglia trissinese. Gavioli sulla destra, scende 71, lato corto. In area Mendez marcato da Di Qui Giovanni, scarico all'indietro per Silva, vuole rovescio, allarga invece da Gavioli, il blocco di Almeida, lo sfrutta Gavioli, ancora Almeida e Silva. Gavioli si chiude bene il Valdagno, deve andare a concludere il Trissino. Almeida sul rovescio, è un assist per la conclusione di Silva che finisce alta sopra la traversa. E allora scadono i 45 secondi per il Trissino, possesso Valdagno. Può ripartire la formazione di casa con il Diablito, Thiago Sanchez, il numero 10, seconda stagione per lui con i valdagnesi. Intanto Lucas Sonorio, suo compagno di squadra, entrambi sono campioni d'Europa Under 23 col Portogallo. Onorio, attenzione. Nono fallo del Trissino, e attenzione. È il più falloso in assoluto, mi pare questo numero 33, Gabri, non so se sei d'accordo anche tu. Ha commesso almeno 3 falli negli ultimi 3 minuti. Un po' tirato su la situazione, dunque luce rossa accesa lato João Pinto. Negli altri campi intanto il Sarzana avanti 2-0 a Forte dei Marmi, mentre è sempre bloccata sull'1-0 in favore del Bassano. La sfida contro il Viareggio. Sanchez, il piatto murato dalla stecca di Gavioli, ora cerca di distendersi il Trissino con Almeida, lo aiuta Gavioli in blocco. Silva, spazio per Gavioli ma il passaggio non è preciso, mentre c'è un nastro che è caduto nella pista, forse c'è stato anche un contatto tra Gavioli e Di Qui Giovanni, con il fallo commesso dal capitano trissinese. Quindi Seixas e Sanchez sul punto di battuto, largo sulla destra Onorio, in profondità invece Di Qui Giovanni per dare verticalità alla squadra. Invece João Pinto a confabulare con Alberto Fabris.
al banco. Tiago Sanchez intanto sull'angolo, deve vedersela con Gavioli, prova a scaricare dentro, più veloce di tutti è la stecca lunga dell'Igualada qui Jordi Mendez, il catalano. Gavioli qui prende in controtempo Sanchez, attenzione allo scarico per la conclusione. Mamma mia che bomba, Jordi Mendez. No, Almeida. È stato Jordi o Almeida? Vediamo. Allora fosse stato Almeida il gol di João Almeida, il pari del Trissino in apertura di secondo tempo. L'unico errore difensivo in questo avvio del Valdagno, eccolo lì, l'errore di Sanchez che perde l'uomo, si inserisce Almeida che con un rovescio lascia secco Rodrigo Vieira ed è nuovo pareggio al Palalido. E allora Almeida la porta in parità, 3-3. Intanto Guilherme Silva in velocità, adesso manca di poco la deviazione, ancora Almeida. Intanto Lucas Onorio si mette un po' in proprio, Onorio qui. Almeida e poi Silva che riparte sulla pressione valdagnese. Gavioli, dunque tutto questo 21 minuti e mezzo, siamo già 3-3. C'è il fallo di Sanchez su Silva, vuole qualcosa di più la panchina del Trissino. Ora Galoppi a rapporto, attenzione al giallo alla panchina trissinese. Giallo João Pinto. Ed è rosso, cartellino rosso a Giorgio Di Gaspero, il dirigente dell'Hockey Trissino. Si è alzato una volta e Galoppi non ha avuto, lo sappiamo con questo nuovo cambio di regolamento, ma bellissima questa scena con Di Gaspero che si prende gli applausi dell'armata trissinese e va in curva. Direttamente in curva, fantastico qui. Ma questo è anche il Gabriele, adesso questo è il derby, cioè qui ogni tanto queste cose saltano. Io mi sono preso un rosso per molto meno quando ero dirigente della B valdagnese, in quel di Montebello, un paio di colpi sulla balaustra a chiamare l'arbitro e rosso diretto, vabbè. Naturalmente non ha nessun tipo di influenza sui giocatori in campo. Ci sono dialoghi da lontano tra Sanchez e Davide Pereira, il secondo allenatore del Trissino. Prima è andato anche un colloquio tra Pinto e Onorio. Silva per Gavioli, ancora Guilherme Silva, torniamo in diretta con la pallina che rotola. Chiama calma anche Galoppi in questo avvio di secondo tempo infuocato al Palalido, in cui il Trissino ha trovato il pari, un cartellino rosso alla panchina proprio degli ospiti. Allora si riprende con Sanchez che trova in verticale Di Qui Giovanni, appoggia all'indietro per Onorio, si fa vedere in verticale Sanchez, blocco di Onorio, cambia lato Di Qui Giovanni, Sanchez, pallina nel mezzo, anzi no, retroporta, Onorio alza la stecca. Numero di Onorio che continua a far giocare pallina, il Di Qui per Sanchez che prova ad andare. Indicazioni di Pinto per Silva, Onorio sul retroporta, la steccata di Ezampoli ed è fallo di squadra numero 10 del Trissino. Rimane a terra Onorio. E lì ha rischiato qualcosa secondo me Zampoli. Adesso se lo possiamo rivedere, perché mi pare che non c'entra la pallina, prende direttamente il ginocchio di Onorio, vabbè. Se i direttori di gara avessero tirato fuori il cartellino blu non ci sarebbe stato nulla di male. Decimo fallo comunque del Trissino e quindi il Valdagno ha la grande chance di riportarsi in vantaggio questa sera per la seconda volta. E Thiago Sanchez contro Stefano Zampoli. Sceglie Sanchez perché non può andarci lo specialista Onorio che è fuori.
Vediamo un po'. Sanchez contro Zampoli, fischia a fronte, il gol di Tiaguito, il Diablo, un tocco piccolo e poi palla nel 7. Gran gol, grande realizzazione da parte del Diablo Sanchez che riporta in vantaggio il Valdagno. Ottima la realizzazione del numero 10 Scuola Benfica che poi va anche a prendersi l'abbraccio con Onorio in panchina. Ecco il replay, guardate, fa la finta di portarsela avanti quasi sbagliando, poi il gancio. Secondo me la sbaglia lì, secondo me Zampoli non capisce cosa vuole fare. Sì, non è la prima volta che vedo questo a quel momento in più. Sì, questo tipo di realizzazione con l'esterno che finta di perdere la palla e poi con un gancio arretrato riesce poi a piazzarla sull'angolino, quindi nuovo vantaggio valdagnese, mentre Mendez risponde dall'altra parte, ma bravo Rodrigo Vieira in copertura. Sale a quota 7 invece il Valdagno con i falli di squadra. Il Valdagno quindi ha sfruttato a dovere il bonus. Ora Mendez e Gavioli sul punto di battuta, arretrati invece Almeida che prende palla, stringe Silva, Almeida va sul rovescio, ancora il 24 ex Valongo a contatto con Di Qui Giovanni, recupera Crocco, si distende il Valdagno, porta palla il numero 6, prova il rovescio, finisce alta, forse poteva gestire meglio questo possesso Nico Crocco. Palla che tornerà nelle stecche del Trissino, che riparte tambureggiante l'attacco di Silva, botta fuori, ancora Gavioli, trova Mendez. Ecco qui ancora Mendez in area di rigore, recupera Sanchez che si trova Silva, arriva anche Di Qui Giovanni a dargli da supporto, riesce a gestire bene palla verso Nico Crocco, lui però sbaglia il passaggio, allora occhio ai 5 secondi del Valdagno. Sarà punizione da angolo basso in favore degli uomini di Gio Pinto. Doppio cambio, anzi no, è entrato solo Francesco Crocco al posto di Qui Giovanni, è in pronto anche Giulio Piccoli, nessun movimento invece nella panchina trissinese, mentre Vieira è a colloquio con Fronte, anzi no, è entrato Alvarinho al posto di Silva ed è entrato anche Piccoli per Sanchez, quindi un po' di cambi entrambe le panchine. Mendez e Almeida sul punto di battuta, si chiude il Valdagno, Mendez lavora in area di rigore, viene spintonato e c'è punizione dal limite dell'area di rigore, contatto irregolare tra Seixas e Mendez. E allora Gavioli e Alvarinho sulla palla, un po' più arretrato Almeida, alla doppia scelta Capitan Gavioli, entrambi con il piatto, si dispone la barriera composta dai fratelli Crocco, Seixas in copertura su Mendez che cerca di coprire la visuale, Almeida, pallina alta, ma buona la soluzione provata dal Trissino, mira però troppo alta da parte del 24. 19 e 28 da giocare ancora qui al Pallalido di Valdagno, con la Y Sport avanti 4-3 sull'Hockey Trissino, una partita d'altri tempi come direbbe qualcuno, soprattutto come cornice di pubblico da una parte e dall'altra. Fronte è proprio lì seduto sulla balaustra, il fallo glielo fa lì sotto. 11° fallo Trissino. Intanto Joao Pinto si gioca la carta Alvarinho. Sì, è la formazione offensiva che ha schierato anche più o meno nello stesso minutaggio del primo tempo, quindi Mendez, Alvarinho con Almeida e Gavioli. Gestisce palla ora Crocco, Piccoli, rimpallo che favorisce il Trissino, contatto ed è fallo numero 9 del Trissino, quindi sono terminati. Al prossimo sarà tiro diretto in favore del Valdagno a 19:07. Ci sono anche un po' di dialoghi tra le panchine. Ecco, ora si accende il totem per il Valdagno. Naturalmente questo è il clima e
il clima del derby, Gabri, un po' di nervosismo anche al tavolo. Intanto Gavioli prova ad andare giù, ferma Piccoli, poi può far ripartire Seixas, ma Alvarinho si inserisce, legge bene, capisce tutto lui. Almeida, palla bassa, pallina che rimane lì, e allora Nico Crocco in velocità viene via in mezzo a due, prova a servirla a Piccoli che resta lì, palla gestita da Zampoli con la stecca bassa. Adesso qua sembrano saltati tutti gli schemi, mancano 18 minuti e mezzo, non ci arrivo in fondo. Gabri, dammi una mano. Pronto quindi Malagoli per il Trissino. Mendez, che lavoro di fisico, il contatto con Crocco, tutto buono sotto gli occhi di Galoppi. Almeida in possesso, abbracci tra Crocco e Mendez in area di rigore. Gavioli, arriva la sovrapposizione di Alvarinho, Vieira quasi se la ritrova lì, poi Seixas a liberare la propria area, cerca di uscire dalla propria metà campo. Ora il Valdagno che sta un po' soffrendo in questi minuti, Sta spingendo Seixas. tantissimo adesso alla ricerca del pareggio il Trissino. Scadono i 5 secondi per il No, i 10 per la i 10, ripartenza. scusate, il 10 del Valdagno. Eccolo che entra Malagoli al posto di Joe Almeida. 17:56 al termine della gara, Valdagno sempre avanti 4-3, mentre Vieira chiede ai direttori di gara di poter andare verso la propria panchina, aiutato da Filippo Vallortigara. La prima gara ufficiale con la maglia del Valdagno, il classe 2009 cresciuto proprio nelle giovanili dei Lanieri fino a gennaio, appunto primo portiere del Recoaro in Serie A2, mentre comincia anche la girandola dei cambi per il Valdagno. Fuori Seixas, entra Sanchez. Quei due Crocco, Piccoli e Thiago Sanchez, questo è un under 23 praticamente. Sì, contro Alvarinho, Gavioli, Malagoli e Mendez, per cui il che è tutto Qui dire. adesso sì, chiaramente l'abbiamo detto prima, il tasso tecnico sul quale può far conto la squadra del presidente Mastrotto è altra cosa, e Gavioli. dal capolista. Tanto Malagoli ancora su Gavioli che prova ad andare via, tutto buono, e allora Alvarinho, ancora Malagoli, si accentra la finta, Malagoli scarica fuori, non di molto, scaricato verso la porta, difesa da Rodrigo Vieira. Ancora Alvarinho indietro per Malagoli, 7 secondi, Malagoli, Pallina nel mezzo, Mendez non riesce ad agganciarla, a pulire l'area di rigore, ci pensa Nico Crocco, poi anche Chico Mascaregna sa chiamare calma tra i suoi. Sanchez, può partire Francesco Crocco sulla sinistra, si aiuta con il fisico Alvarinho. fisico e mestiere qui per il 74 portoghese. Ancora scusate, Frank Crocco, Lancia il fallo da parte di Mendez, sale a quota 12 il Trissino, mentre arrivano bicchieri in pista. attenzione, Non sicuramente un bel gesto da parte della curva valdagnese. Cioè, mi pare di vedere anche del ghiaccio, se no, oppure il bicchiere è rotto, non... Però logicamente bisogna pulire la pista. ci pensa Carlo Danzo. Allora una sorta di time out volante, vedete le indicazioni di Mascarenhas come quelle di Pinto. Guardate, Pinto è arrabbiatissimo con Galoppi, non ho ben capito perché. Si può ricominciare, Valdagno avanti 4-3 a 16:47 dal termine.
Valdagno che appunto non trova la vittoria contro il Trissino da 7 derby, l'ultimo vinto proprio qui al Palalido. Mentre andando velocemente nelle altre piste il Forte dei Marmi accorcia sul Sarzana per 2-1, mentre il Viareggio ha pareggiato a Bassano grazie alla rete di Romeo Danna. Quindi attenzione lì, quindi 1-1 il Broker Viareggio. Vende cara la pelle il CGC, il Centro Giovani Calciatori, contro la seconda in classifica. bella anche questa immagine dei fratelli Crocco abbracciati a darsi indicazioni. Si riparte quindi con possesso Valdagno, appunto i fratelli Crocco sul punto di battuta. Nico Crocco prova a cercare dentro proprio Francesco, ci pensa Malagoli insieme con Alvarino, hai detto niente. Alvarino gestisce verso Gavioli, Malagoli quasi a rombo, ora il Valdagno, Alvarino piatto, Vieira col guantone risponde presente e allontana il pericolo. Ulteriori 45 secondi a disposizione per gli uomini di Pindo. Prende velocità Gavioli, cerca di saltare Piccoli, scende sulla sinistra Malagoli, si muove in aria Mendez. Dietro porta, arriva l'intervento di Thiago Sanchez, riparte il Valdagno col deblito allarga per la Crocco. pallina, Il Crocco la botta su Zampoli che c'è, chiude bene il suo palo di competenza Stefano Zampoli. Siamo già dall'altra parte, Gavioli, Sanchez, secondo intercetto per lui. Altro tentativo sotto misura di Malagoli, trova Vieira pronto alla risposta. Onorio e Seixas per il Valdagno, entra Seixas prima e è Piccoli, è pronto anche per il Trissino. Porta palla proprio Seixas in area di rigore. Diogo Seixas, Forse il palo esterno oppure la gambale di Zampoli. Gavioli o gambale esterno della rete. Alvarino, grande idea, però la capisce Thiago Sanchez, un po' esagerato con i metri del passaggio. Un'altra opportunità lì per Piccoli, si distende bene basso Zampoli a dire di no. Gavioli, siamo già dall'altra parte, non c'è molto tempo qui per i convenevoli, i ritmi si mantengono su ottimi livelli. Ancora Gavioli, il tentativo di pressione, fuori Mendez, dentro Piccoli per il Trissino. Tanto Alvarino, Piccoli ha provato, poi Lucas Onorio. Il Trissino ha bisogno di queste imbucate centrali. Bella l'invenzione di Malagoli per Piccoli, che non è riuscito poi a alzare la sfera su Vieira, che ha chiuso bene lo specchio della porta. Ora Seixas cerca in verticale Piccoli, Alvarino vince il contrasto, potenziale 4 contro 3, Alvarino finta Piccoli in area di rigore, Piccoli nel mezzo, forse Malagoli, l'anticipo forse addirittura di Onorio, poi riesce ad andare da Sanchez. Cosa ha costruito Trissino in questi ultimi 30 secondi? Pronto di qui Giovanni, che ora è entrato, e il time out chiamato da Pinto. 9-12, 9 Valdagno, 12 Trissino, situazione di falli di squadra. I gol restano 4-3 Valdagno, 14-0-6 da giocare, Valdagno con 9 falli. Poi ricordiamo i prossimi impegni delle due squadre. Il Trissino il 18 di questo mese affronterà il Forte dei Marmi in casa, mentre il Valdagno dovrà ospitare il Giovinazzo proprio dell'ex Giovanni Bovo. Però Gabriele, adesso non è ancora chiaro se Giovinazzo giocherà adesso o più avanti all'8 febbraio per un problema legato, per una questione legata alle trasferte di Coppa dei biancoverdi.
nel caso noi torniamo adesso in diretta. Silva, Malagoli, Piccoli e Alvarino con Zampoli tra i pali per il Trissino, di cui Giovanni Sanchez, Lucas Onorio e Diogo Seixas, con Rodrigo Vieira tra i pali invece per Valdagno. Naturalmente chissà cosa possono raccontarsi in portoghese i due. Ecco lì intanto Silva, scarico per Malagoli, la finta di corpo del numero 6 bianco. Poi Silva, ancora Malagoli, carica la botta, trova lo specchio della porta. Mentre attenzione che Lucas Onorio può ripartire. Onorio sulla destra, arriva Silva ad aiutarsi con le mani per allontanare il connazionale. Sanchez chiama calma, chiama forse lo schema. Ex Benfica allarga per Di Qui Giovanni, quindi si fa vedere Seixas. Sanchez all'interno della rigore, deve ricominciare da dietro il Valdagno. Onorio prende velocità, vuole la sinistra, la prende Onorio che poi lascia partire una sassata fuori rispetto alla porta difesa da Zampoli. Piccoli dall'altra parte, scarico, Malagoli vuole caricare, è un passaggio per Alvarino, si chiude il Valdagno. Alvarino non si capisce con Silva, arriva Di Qui Giovanni, rimpallo e ancora Silva in possesso. Il fallo di Qui Giovanni, è il numero 10 del Valdagno e quindi è Decimo fallo diretto. Voleva il cartellino blu João Pinto, che è inferocito, fa segno anche a Thiago Sanchez, guardate, arriva a fronte per allontanarli, Anche perché si capiscono perfettamente. come si capiscono perfettamente anche Alvarino e Rodrigo Vieira. 12:53, nel Trissino ha la possibilità di pareggiare per la tripletta Álvaro Moraes. Si attende il fischio di Galoppi. Assordante il pubblico del Palalido, parte Alvarino, arriva Sanchez come un treno che gli dice di no, incredibile recupero di Sanchez, ora si distende il Diablito, dall'altra parte Sanchez, ancora Sanchez, ma c'è il fischio di Galoppi. Forse Alvarino addirittura non aveva sentito il fischio di Galoppi, secondo me. Andiamo a rivedere. Perché vedete, è partito in ritardo, è arrivato come un treno Sanchez a dare fastidio, mentre dall'altra parte ancora Alvarino e ancora Vieira a rispondere presente. Finale incandescente al Palalido. Seixas deve uscire dall'angolo. Al calor bianco, come si dice, Diogo Seixas vede Di Qui Giovanni, cerca la conclusione il Di Qui. E allora Gioele Piccoli per Silva, Guilherme Silva, Alvarino, ancora Malagoli adesso, l'intercetto di Sanchez, prova a far tutto lui. Importante la chiusura di Silva che sporca il tiro di Sanchez, che ora chiama il cambio. Attenzione, c'è Piccoli. Onorio lo ferma, arriva Malagoli in contrasto con Di Qui Giovanni, tutto buono, riparte il Valdagno, potenziale 3 contro 2 con Sanchez per Onorio, vuole allargare il gioco, Onorio raso terra, di poco fuori, Malagoli velocemente, Alvarino 1 contro 1, non si fida di affrontare Seixas, Piccoli cerca l'extra pass, arriva ancora Onorio che poi va a incitare tutto il Palalido. Che bella scena, ripartire i suoi. Fermato Onorio, riparte Alvarino, arriva da dietro Seixas, Malagoli la fa proseguire, Silva per Alvarino, davanti a Vieira, Alvarino con una mano, Piccoli, c'è il contatto, rimane a terra Alvarino, riparte il Valdagno con Onorio, a rimorchio di Qui Giovanni, Onorio in mezzo per Zampoli che la tiene lì, poi ingaggia 2 contrasti, Onorio Silva. Mamma mia, succede di tutto qui al Palalido, ragazzi, porta spostata. Vediamo. Forse un contrasto in area, poi C'è stato sicuramente un contatto giudicato. mentre time out è chiamato da Mascarenhas. Vuole mettere un po' di calma adesso, 11:14 da giocare. E attenzione che il Viareggio si è portato avanti all'Ubrocker per 2-1, il gol dell'ex Federico Ambrosio. Ambrosio la mette lui e dunque rischia qualcosa la formazione di Ale Bertolucci.
che assieme al Trissino è tra le uniche 2 imbattute del campionato. (11-14). Il Trissino è alla ricerca disperata quantomeno del pari per rimanere imbattuto in campionato. Mentre c'è bisogno di asciugare la pista. Super lavoro stasera per Carlo Danza. È stata bellissima la scena in cui Onorio è andato a recuperare palla e poi è andato a caricare a sua volta il pubblico di Fede Valdagnese, ed è, sottolineo un'altra volta, bellissima cornice di pubblico al Palalido. Le 2 tifoserie non hanno mai smesso di cantare Da una parte e dall'altra. D'altra parte questa è la partita che entrambe le tifoserie aspettano dall'inizio della stagione. Arriva a chiudere il girone d'andata. Comunque vada, chiaramente Gabri Trissino è campione d'inverno, come si dice, perciò. Ma secondo te la finale scudetto è già scritta? No, sicuramente no. Vedremo dei playoff, ma già, in realtà già dalla Coppa Italia vedremo delle partite secche che ci regaleranno tante emozioni, e sono sicuro che anche ai playoff ne vedremo delle belle, ma c'è ancora mezzo campionato da giocare. Io qui proprio su questo parquet ho ricordi di una formazione che arrivò quarta in regular season e poi portò a casa lo scudetto. Ma erano anche altri tempi. Il bello dei playoff. Ne approfittiamo per un saluto, se ci segue in diretta, per Carlito Nicoli, l'eterno capitano, il numero 5 valdagnese, maglia ritirata dalla società. Guardate, Pinto è addirittura a colloquio con Mascarenhas. Eccoli qua i due tecnici a colloquio. Sembra calmissimo João Pinto, ma lo sappiamo che è dentro una furia. Anche Chico mi sembra, non è stato un diverbio, è stato uno scambio probabilmente di opinioni. Eccolo ancora. Non si picchiano i due adesso, attenzione lì dietro. Occhio, Bauce. Fabris a tenere d'occhio la situazione, mentre Onorio e Alvarino sono pronti a contendersi l'ingaggio 2 vinto. Torniamo in diretta. Onorio prova fuori. Diogo Seixas, palla dentro, ancora Onorio, Malagoli. Di qui Giovanni su Silva. Silva appoggia per Alvarino, prova il piatto, Vieira la vede partire, smanaccia, poi ancora Alvarino a vincere il contrasto. Silva, attenzione al piatto, lo carica Vieira. Mamma mia, si Vieira prende gli qui. applausi. Decisamente sugli scudi il portoghese in giallo, come la signora dei delitti e delle pene qui. D'altronde un portiere cresciuto nella scuola Benfica, 3 anni in prestito al Mursch, e poi la prima esperienza in Italia per lui. Alvarino gestisce lungo la linea di metacampo il portoghese, permette al cambio, è entrato Almeida, eccolo qui in possesso palla, scarica per Piccoli, non si chiude poi il triangolo con il portoghese, riparte Francesco Crocco, si trova davanti a sé Silva, lo accompagna Silva, contrasto, tutto buono, riparte il Valdagno, potenziale 4 contro 3 con Silva che porta palla, forse attende troppo, va di piatto, respinto da Di qui Giovanni, e poi pallina che esce dal rettangolo di gioco, finisce in tribuna, torna in pista. doppio cambio per il Valdagno, escono Crocco e Onorio, rientrano Nico Crocco e Giulio Piccoli. Possesso Trissino, Alvarino, sovrapposizione di Silva, lo tiene sull'angolo Nico Crocco, Piccoli sul retroporta, su di lui c'è Di qui Giovanni, Duello movimenti tutto al limite. trissinese.
scarico per Almeida, vuole il piatto, si deve allargare, Di Qui Giovanni lo sa, non gli permette un tiro pulito, serie di rimpalli, recupera Sanchez che si invola in mezzo a due, passa Sanchez ma Zampoli pulisce l'area di rigore, regala però un nuovo possesso al Valdagno con Giulio Piccoli che addomestica la sfera. Piccoli intanto prova a metterla giù per Thiago Sanchez che la gestisce nell'angolo basso alla destra di Zampoli, deve adesso con Luis Silva. Un'idea dentro, non arriva per Crocco e allora è il più veloce di tutti Almeida, Joao Almeida. Attenzione qui Almeida, incredibile. Questa è una palla gol colossale per il Trissino, ottimo lavoro di Gioele Piccoli sul retroporta. Qui Almeida poteva e doveva sicuramente fare meglio per il Trissino che è andato vicino al 4-4, mentre dall'altra parte Sanchez non riesce a passare in mezzo a due. Ancora il 10, poi Piccoli scarica per Sanchez che chiama calma e poi allarga il gioco verso Crocco, indicazioni da parte di Mascarenhas. Crocco lo accompagna Alvarinho sull'angolo, Di Qui Giovanni sul retroporta, non trova lo scarico il numero 6 Canterano. Ha rischiato qualcosa in questo appoggio e ancora Nico Crocco adesso nella sua tre quarti. Scadono i 5 e c'è il time out chiamato da Pinto. Il primo che è stato chiamato da Pinto è stato Zampoli, non so se gli vuole addirittura dare indicazioni al numero 1. Sì, però vorrei un microfono lì adesso per sentire João Pinto. 8-08 alla fine. Molto più tranquillo invece il time out di Mascarenhas. Situazione falli quasi linea, 11 Valdagno, 12 Trissino, però mi pare che ultimamente c'è più un'idea di velocità che di scontro fisico. Leggerissimo vantaggio, un solo fallo di vantaggio. Adesso vediamo come ripartirà, c'è Almeida con Silva, in possesso pallina ora il numero 33 del Trissino, però Silva, Alvarinho. Silva attacca il lato corto dell'area di rigore, poi Vieira riesce a pulire la propria area. Di Qui Giovanni ora alto in pressing il Trissino in questo finale. Piccoli, forse lasciato troppo spazio al fratello. Sanchez, pronti Mendez e Gavioli. Sanchez raddoppiato da Silva e Gioele Piccoli, a vincere contrasto è il numero 8 del Trissino. Fatica la squadra di ospite a uscire ora. Sanchez davanti a Zampoli che dice di no e si prende anche gli incoraggiamenti dalla propria intervento panchina di Stefano Zampoli, decisivo in questa circostanza, vale un gol questa parata. Almeida allarga il gioco da Silva, ancora il 24 Alvarinho, Almeida, piatto, Vieira lo vede partire, non c'è problema, e poi Piccoli va a vincere il contrasto con Alvarinho. Proprio con Alvarinho e fa ripartire il diablito Thiaguito Sanchez. Con calma Sanchez passa la linea di centrocampo, rischia qualcosa qui. Ecco il cambio, fuori Piccoli, entra Mendez. Logicamente il Valdagno non ha fretta di andare a battere, vuole anche addormentare forse un po' i ritmi del gioco. Entra anche Seixas al posto di Qui Giovanni. Mette un po' di chili e centimetri qui, intanto gran pressione adesso naturalmente Trissino. Sanchez prova ad andare lui in velocità, Thiago Sanchez, va giù Silva, scivola sulla pista e poi c'è questa pallina che esce, la palla che sarà nelle stecche di Alvarinho, penso. L'ultimo tocco è stato del Trissino, quindi
rimesso del rimesso per Valdagno Valdagno. con Piccoli con Diogo Seixas, 6:28 da giocare. portapalla il giocatore ex Braga, Crocco, pressato da Gavioli che gli ruba palla. Può ripartire Gavioli, il 71 bianco, prova ad andare in slalom, lo scarico per Silva. Ancora Gavioli. Si accentra Gavioli, cerca la soluzione lì, attenzione Mendez, trova sigillato il palo lì, Thiago Sanchez riparte con Valdagno. Mentre a Bassano il Viareggio sbanca il Palazzo, vince 3-1 e quindi termina l'imbattibilità dei giallorossi di Bertolucci, e quindi il Trissino è sicuro del primo posto in classifica. Un gran favore Sanchez da parte del CGC che sta ultimamente venendo fuori veramente alla grande. Tanto Sanchez con Onorio, poi si inventa qualcosa lì Lucas col compagno di squadra under 23. Piccoli, Diogo Seixas, giù ancora per Lucas Onorio, poi scivola Mendez, attenzione Lucas Onorio, il gol di Lucas Onorio sull'assist di Giulio Piccoli. Questa scivolata improvvida qui Sull'errore di Jordi Mendez, la coppia Lucas Onorio e Giulio Piccoli non perdonano. 5-3 in favore del Valdagno, a 5:23 dal termine il Palalido è una bolgia. Andiamo a rivedere l'azione, c'è questa scivolata, la riconquista Onorio, finta il tiro, poi lo dà a Piccoli che pensa bene di mettergliela lì, non si fa pregare Lucas Onorio, non ha rischiato il tiro perché Zampoli stava giustamente sigillando il suo palo. Attenzione perché mancano ancora 5 lunghissimi minuti. C'è il giallo a Mendez, non vuole proteste fronte. Giallo a Mendez. Forse Gavioli voleva qualcosina di più perché Mendez era involato verso la porta di Vieira. Fatto sta che è punizione dal limite. Gavioli, Alvarinho e Silva sul punto di battuta, sempre Mendez a sporcare la visuale di Vieira che ora si mette in pantaglia per coprire più porta possibile. Marcato strettissimo Mendez da Seixas. Sanchez pronto allo scatto verso Silva. Vediamo dove va la sfera di Gavioli. Si attende il fischio. Alvarinho respinta da Onorio che poi esulta. Ancora Trissino, 4:58. Silva perde palla, recupera Sanchez, Onorio, ancora l'assist, viene fermato. Riparte ora il Trissino con Silva. Scende sulla sinistra Silva, lo scarico non c'è sul secondo palo Alvarinho. Mendez dall'altra parte, servito lo spagnolo, ricomincia da Gavioli. Taglia Alvarinho, taglia anche Mendez. Gavioli perde palla ma c'è fallo da parte di Onorio, l'abbraccio, ed è fallo numero 14 se non vado errato dei giocatori valdagnesi. Pure rimane a 13. Sì, probabilmente 13esimo fallo di squadra. Era uno sotto Valdagno, 13-12. Silva. Ha rischiato un po' qui Silva. Seixas, ma che intervento del difensore. Dall'altra parte c'è Sanchez. Zampoli con un colpo di reni è riuscito a dire di no a Sanchez. Mendez per Silva, piatto, Vieira para, ancora Vieira, la tiene viva Gavioli, Sanchez, ancora Silva, Vieira ancora, Mendez, Vieira si prende gli applausi del Palalido. Sbagliala prima o dopo Gavioli. Te lo perdoniamo questa. Onorio, finale incandescente al Palalido di Valdagno. Diogo Seixas con Tiaguito Sanchez a gestire, ancora Lucas Onorio e viene via col possesso palla, ancora Onorio,
per Diogo Seixas, rischia qualcosa qui ma va giù Sanchez, vediamo un po'. Onorio adesso 3:25 da giocare, attenzione Silva, Gavioli, la botta di Gavioli, riparte Crocco, punta Silva, decide però di mantenere il possesso, allargare il gioco verso Sanchez, che poi va da Onorio, da Seixas, scusate, si prende qualche legnata il numero 8, ora pressing totale da parte del Trissino a 2:50 dal termine. sbaglia l'errore Sanchez. Onorio 3 contro 2 per Gavioli, ancora Rodrigo Vieira che sta salvando il Valdagno in questo finale. Time out chiamato da Mascarenhas. 2:41 da giocare, 5-3 tra Valdagno e Trissino. Ultimi 2 minuti per votare il migliore della serata offerta da Torino, presente in libreria in Corso Italia Valdagno. Andiamo a rivedere questa l'ultima rete del Valdagno. Un Rodrigo Vieira che stasera sta salvando la sua porta. Ma Bassano è già finita, Gabri? Quindi Bassano deve soccombere in casa contro il CGC, Centro Giovani Calciatori, che si porta a casa 3 punti fondamentali in questa corsa al campionato, anche se, come abbiamo detto, i bianchi qui, il Trissino è campione d'inverno a tutti gli effetti, al di là di quello che sarà il risultato questa sera qui al Palalido. Mentre c'è un giallo anche nella panchina valdagnese. Mentre Onorio continua a incitare il pubblico valdagnese. Anche Chico Mascarenhas. Crocco e Sanchez sul punto di battuta. Seixas sulla metà campo marcato da Almeida e Onorio da Silva. Tanto Sanchez per Frank Crocco e poi Lucas Onorio. Naturalmente si rischia qualcosa qui, il fallo di squadra. E ora il numero 14 del Valdagno. Al prossimo è tiro diretto in favore del Trissino. Ora il Valdagno probabilmente punterà a giocare ai 4 cantoni. Porta palla Silva, il blocco di Almeida, Silva, sassata. Seixas a sporcare la traiettoria, Mendez perde il controllo della sfera, Seixas a lavorare in mezzo a 2, contrastato da Almeida, vince il contrasto Seixas. Retroporta di Zampoli, sbaglia il passaggio, recupera Malagoli, riparte Trissino, Malagoli è un passaggio verso Mendez, ancora Malagoli, ancora Vieira, Silva attenzione al piatto, lo carica, lo prova, Vieira, poi Mendez alza e schiaccia Vieira, Rodrigo Vieira, incredibile, un muro, incredibile stasera, fa tutto lui, ha preso anche un alza e schiaccia abbastanza clamoroso qui. Un vero e proprio muro, Rodrigo Vieira. Il classe 2002 arrivato in prestito dal Benfica. (1:49). Riparte Valdagno con Seixas, pallina lunga a cercare Onorio ma non c'è nessun compagno. Allora Silva, sassata addosso ai parastinchi di Onorio. Malagoli, Silva,
Malagoli contrastato da Crocco, ancora Malagoli, cerca la pallina a rimorchio all'anticipo di Frank Crocco in verticale a trovare Diego Sanchez, ancora Crocco, c'è Almeida, se la porta bene sull'angolo, Crocco si porta a casa, no, nulla, e allora riparte Trissino, 4 contro 3 con Silva, aspetta forse troppo a servire Almeida, viene raddoppiato, tutto buono ancora, Malagoli, finta di stecca, pallina allo scarico, poi c'è il contrasto tra Almeida, arriva Crocco, mani in faccia ad Almeida, Seixas, Vieira e Crocco ad accerchiare Almeida, vediamo se volano cartellini, mano nel taschino per fronte, blu a Crocco, blu ad Almeida. Finale incandescente e d'altronde un derby come questo non ci si poteva aspettare altro. Fuori Almeida giustamente, esce anche Malagoli ed entra Gavioli, si rimane quindi un 3 contro 3 fino al termine della gara. Gavioli, Silva e Mendez contro Onorio, Seixas e Sanchez, con Vieira che deve farsi asciugare la visiera. Il team portoghese del Valdagno per questo finale. Un epilogo 3 contro 3 quando mancano 65 secondi al termine. Per questo doppio blu salomonico dal punto di vista tecnico. Allora, Diogo Seixas per Thiaguito Sanchez. Sull'angolo Sanchez, arriva Gavioli, arriva il raddoppio di Mendez, attenzione che il tempo è fermo del tabellone, è ripartito adesso. Riparte anche Seixas adesso, allarga il gioco per Onorio, ultimo giro di orologio. Pressing del Trissino, fallo di Silva. C'è il tempo che sta scorrendo, attenzione. Pinto indiavolato, guardate Pinto. Ma giustamente prima del tempo non era partito, d'altronde si deve recuperare, arriva anche Di Qui Giovanni. Ora Fabris ha del lavoro da fare nelle panchine, arriva anche Galeoppi. ...38 secondi al termine. Diciamo che sul nostro tabellone il tempo è quello corretto, cioè 34 secondi. Qui sono 38. Vediamo un po'. 14-14 per quanto riguarda i falli, quindi al prossimo sarà tiro diretto. Blu per Seixas e attenzione, è 3 contro 2 addirittura in questo finale, 3 contro 2. Incredibile epilogo al Palalido. Vedete, ci sono ancora problemi tecnici al tabellone, mancano 51 secondi. Secondo Galeoppi e quindi è a gioco fermo, quindi saremo ancora 3 contro 3. Sì, scusa, sì, esatto. 3 contro 3 in quanto il blu è arrivato a gioco fermo. Si ricomincia, Sanchez cerca di saltare Gavioli, pallina che viene addomesticata da Gavioli, ma l'ultimo tocco è del Trissino e quindi punizione per il Valdagno, che potenzialmente può portarla fino all'ultimo possesso. C'è solamente un intervallo di un secondo, in quanto sono 46 quelli che rimangono da giocare al Palalido. Crocco in mezzo a due, il fallo di Gui Silva e cartellino blu e appunto si termina allora in 3 contro 2, però in superiorità numerica è il Valdagno.
no scusa, però è entrato Alvarino. Forse voleva un tiro diretto il Valdagno in quanto Crocco era in porta. Si ricomincia con Sanchez, tiene lì la sfera, serie di scatti, punta Sanchez, giro della porta, vuole andare alla conclusione, pallina nel La mette Nico Crocco! mette in ghiaccio la partita a 26 secondi dal termine. Il Valdagno torna alla vittoria del derby della Valle 3 anni dopo l'ultima volta. Andiamo a rivedere l'azione e questo fantastico assist di Sanchez, che tra l'altro è Gabri, è in testa alla classifica degli assist men. Alvarino, Gavioli, ancora Alvarino, prova Alvarino, Vieira, ancora a dire di no, prova ancora Alvarino, gol, il gol di Alvarino, 6-4, 11 secondi. 11 secondi al termine, tripletta di Alvarino, sassata da fuori, che questa volta buca Rodrigo Vieira. Recupera ancora il Trissino, che ci crede giustamente fino alla fine, pallina nel mezzo, Sanchez recupera, Gavioli fa la sua, ma termina qui. Finisce qui il derby, clamoroso al Cibali, qui al Palalido di Valdagno. Anche Trissino perde la sua imbattibilità, caro Gabri, stasera è andata male da una parte e dall'altra, e Valdagno porta a casa un risultato clamoroso. Batte Trissino 6-4, si guadagna 3 punti importantissimi. Adesso per noi è il tempo delle interviste, vi ribadiamo le reti: doppietta di Alvarino per il 2-0, poi di qui Giovanni Seixas Onorio per il 3-2, il pareggio di Almeida e poi una tripletta Sanchez e Lucas Onorio. Alvarino per il 5-4, scusate, poi 6-4 è di Nico Crocco. Quindi il Valdagno si porta a casa 3 punti importanti anche in vista delle classifiche, oltre alla gioia di essere tornati alla vittoria La partita della delle partite. Allora, grazie a Roberto Baucio per le riprese, a Marco Zen per la regia, grazie a Gabriele Pellizzaro. Grazie a te Domenico per l'invito. Restituiremo il favore a fine campionato, vedremo come sarà. Intanto l'importante, la cosa, vi ribadiamo il risultato: Valdagno batte Trissino 6-4 e torna a vincere un derby in casa sul parquet del Palalido. Buonanotte da Domenico Tomba, da Gabriele Pellizzaro. buonanotte a tutti, a risentirci in diretta dal Palalido di Valdagno.